Inviteremo anche l'ingegner Basilicati, nipote di Pierre Cardin, e deve essere una cosa pubblica, la faremo in piazza Ferretto, questo per sensibilizzare le persone, e là chiederemo di non mollare. Appello a Pierre Cardin, ripensaci. Il comitato nato per sostenere il progetto del Palais Lumière a Marghera è deciso a far cambiare idea allo stilista francese e al nipote Rodrigo Basilicati. A 24 ore dall'annuncio shock di quest'ultimo a capo dello staff per la realizzazione della torre che doveva cambiare il volto della terraferma veneziana, le reazioni sono ancora sconcertate. Il Palais Lumière non si fa più, troppa burocrazia, troppi vincoli, il messaggio arrivato ieri sera da Parigi. Fine del sogno durato 2 anni e reazioni di rabbia da parte della politica. Assolutamente un'occasione persa, rispetto alle idee di tutti, però se ne va un'opera che comunque è un'opera esemplare, condivisibile o meno, se ne vanno 2 miliardi di lavori che potevano essere dedicati alla società veneta, all'imprenditoria veneta. Diamo un messaggio internazionale pessimo rispetto all'attrazione di mercati di capitali stranieri. Dello stesso parere il sindaco Giorgio Orsoni, che ha però ricordato come vi fossero non pochi dubbi sulla reperibilità finanziaria del progetto da parte dei Cardin. Tanti comunque gli ostacoli burocratici, dal vincolo paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali all'esposto alla Procura di Roma da parte di Italia Nostra, i ritardi nel via libera. 2 anni e mezzo persi, accusa il comitato che ha sempre sostenuto i vantaggi del Palais Lumière. Ha vinto il comitato del no a tutto, della conservazione, ma della conservazione senza un disegno. Noi non possiamo oggi conservare quello che non abbiamo, dobbiamo investire sul futuro. Una notizia che a Marghera non ha lasciato indifferenti i cittadini. No, una cosa schifosa, guardi, proprio una cosa che poteva dar posti di lavoro eccetera, viene bruciata per cosa? Vorrei sapere il motivo. Secondo me era giusto farla per il lavoro e per tutta una serie di cose che si poteva fare. Ci sarebbe stato anche un po' di lavoro per chi ne ha bisogno, visto che c'è questa crisi che fa paura. Io ci tenevo a quel progetto veramente. Peccato che non lo fa più. Si vede che i nostri amministratori non capiscono quando c'è da lavorare o c'è da fare lavoro per i giovani. Forse sarebbe stato un motivo di rinnovamento magari per la città, qualcosa di nuovo. Ma l'appello a Cardin rimane, così come da più parti la sensazione che forse il messaggio di Basilicati da Parigi possa essere stata una provocazione per forzare le tappe del progetto. È la speranza delle istituzioni per non perdere questa occasione. Spero che fino all'ultimo si voglia ripensare a questa operazione e si voglia anche decidere di continuare, visto e considerato che noi come Regione eravamo e siamo pronti per l'autorizzazione.